Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. La Procura della Repubblica di Locri ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità nella morte di Ilario Niutta, di 59 anni, di Roccella Ionica, avvenuto dopo che l'uomo, il giorno prima, era stato dimesso dalla casa di cura Sant'Anna Hospital di Catanzaro. Altri 2 casi di presunta malasanità sono stati segnalati a Cosenza, all'ospedale Santa Annunziata. Il primo riguarda Maria Giuseppina Iello, morta dopo un trapianto di reni e di cui domani è stata disposta l'autopsia. Infine, a finire in procura, anche il caso di un ragazzo di 13 anni, morto al Bambin Gesù di Roma dopo che all'ospedale cosentino l'avevano dimesso perché non era stata individuata la sua grave patologia. Ennesimo sbarco di clandestini stanotte a Crotone, ancora incerto il numero degli immigrati che sono giunti alle prime luci dell'alba a bordo di un barcone e sono approdati a poca distanza del cimitero cittadino. La questura di Crotone infatti sta ancora effettuando le ricerche e provvedendo all'identificazione delle persone approdate sulla costa crotonese. Gli immigrati sbarcati comunque, dalle prime sommarie informazioni, sarebbero un centinaio. Subito scattate le operazioni di soccorso del gruppo Interforze. Sono iniziati stamattina gli interrogatori delle 33 persone arrestate nei giorni scorsi a Reggio Calabria. Davanti al GIP gli esponenti del clan Broghetto Caridi Zindato, operanti nella periferia reggina, che devono rispondere alle accuse di associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata a danneggiamenti, intestazione fittizia di beni, detenzione d'armi ed estorsioni. L'inchiesta ha consentito di far luce anche sull'omicidio Lauteta, avvenuto nel 2006, e di appurare che il clan aveva messo le mani sugli appalti post-terremoto dell'Aquila. A partire da oggi, camion provenienti dalla Campania non potranno più conferire rifiuti speciali non pericolosi nella discarica della Daneco di Pianopoli. Questa è la decisione del sindaco della città, Gianluca Cuda, che ha emesso un'ordinanza con cui vieta ai camion il transito nel territorio comunale. Ho preso questa decisione, ha detto Cuda, perché la Regione non ha chiarito per quanto tempo è stato autorizzato il conferimento dei rifiuti nella discarica della Daneco. Il divieto resterà in vigore fino a quando non sarà fatta la necessaria chiarezza. Ci sono state poche fiaccole accese per Lea Garofalo nella manifestazione promossa sabato davanti al Tribunale di Crotone dai sindacati e da Libera. L'iniziativa voleva tenere i riflettori accesi sui testimoni di giustizia come Lea Garofalo, uccisa e sciolta nell'acido per le sue dichiarazioni contro un clan petilino. Presenti alla manifestazione, oltre i 3 segretari della CGIL Cisle Will, Spataro, De Tursi e Tomaino, e il responsabile provinciale di Libera Tata, anche Marisa Garofalo, sorella di Lea, e il sindaco di Petilia Policastro, Dionigi Fera. Migliaia di devoti si sono recati ieri a Peravati in occasione del primo anniversario della morte della mistica Natuzza Evolo. I fedeli sono giunti, oltre che da tutta la Calabria, anche dalla Sicilia, dalla Campania e dall'Abruzzo. La funzione religiosa è stata officiata sulla spianata di Villa della Gioia, presieduta dal vescovo della diocesi di Mileto Nicotera, Monsignor Luigi Renzo. C'era anche il centravanti della Lazio, Sergio Floccari, che giunto da Palermo a Mileto ha invitato i giovani a visitare i posti dove ha vissuto mamma Natuzza. Si è conclusa ieri la 3 giorni cosentina dedicata al cioccolato. Complice il buon tempo, la festa ha registrato un altissimo numero di partecipanti che hanno affollato gli stand ricchi di dolci prelibatezze. Un appuntamento atteso che è riuscito ad attestarsi come elemento attrattivo e di grande coinvolgimento nella città capoluogo. Appuntamento all'anno prossimo con la 9ª edizione. Si è svolto ieri il consueto appuntamento della Sagra della Salsiccia e della Patata Silana, presso il villaggio Cutura Sila. L'evento, arrivato alla sua 27ª edizione, è un appuntamento ormai fisso per gli amanti della montagna e della gastronomia tipica. Per l'occasione sono stati allestiti stand di prodotti tipici. La giornata, inoltre, è stata allietata da musica.